Amici, buongiorno. Oggi ci troviamo in Friuli, precisamente ad Amaro, vicino Tolmezzo, nel cuore delle Prealpi Carniche. Oggi raggiungeremo quella cima lì sopra. Quella è il Monte Amariana, è alta circa 1900 metri. Adesso ci troviamo in un parcheggio che è alto 900 metri, quindi faremo circa 1000 metri di dislivello. Sarà un percorso sostanzialmente impegnativo, ma sicuramente molto interessante. Quindi rimanete sintonizzati che adesso vi illustrerò il percorso. Ci vediamo dopo. Ciao! Amici, adesso faremo l'ultimo tratto, gli ultimi scarsi 300 metri di dislivello. Qui alla mia sinistra inizia adesso il tratto finale, che è il percorso attrezzato. C'è un piccolo cavo stato montato nel 2016 che agevola la salita. Arriveremo poi lì sopra in cima e faremo poi delle conclusioni. Ci vediamo fra poco. Amici, eccoci qui, siamo arrivati in cima. Adesso vi faccio vedere le principali montagne e città che abbiamo intorno. Quella alla mia destra, quella lì giù è il Monte San Simeone, alto circa 1500 metri. Quello più basso invece è il Monte Festa. Qua sotto abbiamo la città di Amaro, mentre invece alle mie spalle, cioè qui dietro, potete vedere, abbiamo la città di Tolmezzo. Qua sopra abbiamo la montagna Strabut, l'ho già fatto, vi lascio il video in alto in descrizione dove ci sono le antenne della RAI. Lì giù invece abbiamo la città di Arta Terme e qui attorno invece abbiamo tutte le Prealpi Carniche. In fondo invece abbiamo le Alpi, quelle che sono le vere e proprie Alpi. Qui invece abbiamo il fiume che è il Tagliamento, e il lago invece, quello laggiù, è il lago di Cavazzo Carnico, e qui di dietro invece abbiamo la pianura friulana, dove laggiù c'è un po' di foschia, non si vede, c'è Gemona finché non poi Udine e poi il mare in fondo. Che dire amici, bellissimo il percorso, molto impegnativo, specie il tratto finale. Adesso piccola sosta e poi faremo la discesa per lo stesso itinerario di partenza. In circa 2 ore dovremo essere giù. A dopo!
Amici, eccoci qui, abbiamo fatto circa 1000 metri di dislivello e il sentiero è stato abbastanza impegnativo, spero che il video vi sia piaciuto, abbiamo anche beccato qualche aquila, veramente molto bello, e mettete un like, iscrivetevi al canale, mi aspetto presto con un altro video, un altro posto sicuramente interessante. A presto, ciao!